Dopo il successo della prima edizione si terrà sempre a Padova dal 13 al 15 marzo la seconda edizione del World Health Forum, congresso internazionale pensato per riflettere sulle sfide e gli sviluppi della sanità a livello globale. L'appuntamento è stato presentato a Venezia nella sede della giunta regionale dal presidente Luca Zaia insieme al sindaco di Padova Sergio Giordani e dal coordinatore del comitato scientifico Giorgio Palù. Questa seconda edizione avrà come argomento principale la terapia genica. La terapia genica avrà sicuramente un'evoluzione e la sta già avendo nell'ambito dei tumori e anche delle malattie infettive, perché pensare di eradicare una malattia genetica come l'AIDS, quindi il virus che si integra nel nostro genoma e viene trasmesso come tratto ereditario alla progenie, quindi non si può che fare ricorrendo a tecnologie di questo tipo. Quindi questo sarà uno degli argomenti importanti. Nella 3 giorni di meeting si parlerà di medicina come prevenzione e benessere, medicina molecolare, terapie avanzate, ma anche di pandemie passate e di virus. Ci saranno almeno 3 relatori che parleranno di come utilizzare i virus per curare i tumori. Si chiama viroterapia dei tumori, cioè si modificano geneticamente i virus per attaccare solo le cellule tumorali e risparmiare le cellule sane. L'anno scorso i partecipanti sono stati circa 3.000 con 35 università coinvolte e 13 centri di ricerca internazionali, un successo che dovrebbe essere bissato quest'anno e che potrebbe diventare un appuntamento annuale come auspicato dal sindaco di Padova. Abbiamo un'università incredibile, un'azienda ospedaliera incredibile, per cui penso che sia il minimo. E Padova deve rivendicare questo ruolo anche come assetto industriale, per cui è molto importante quello che viene fatto. Mi auguro che venga fatto di anno in anno perché ha una valenza sia per la salute dei cittadini sia per l'aspetto commerciale.